Grazie a una vita piuttosto lunga, Tullio Crali, nato a Igalo, vicino alle Bocche di Cattaro nel 1910 e morto nel 2000, è stato uno dei pochi futuristi che hanno testimoniato fino ai giorni nostri che cosa è stato il secondo futurismo, con tutte le sue implicazioni culturali e politiche. Fino ai 12 anni vive con la famiglia a Zara, città che allora era italiana. E ne conserva pochi ricordi, ma vive impressioni. E più tardi scriverà: di allora non mi è rimasto che un fagotto di stupori, curiosità, scoperte, sogni, incomprensioni. Ricorda in particolare di essere rimasto colpito da un idrovolante ammarato nel 1919 nello specchio di mare antistante la sua casa. Forse in quel momento che nasce la sua passione per il volo e si decide il suo destino di aeropittore. Nel 1922 la famiglia si trasferisce a Gorizia, città ancora segnata dalla guerra, e va ad abitare in una casa di Piazza Vittoria, che qui vediamo a destra, distrutta dai bombardamenti del 1917. Frequenta l'istituto tecnico, dove è allievo della sorella di Scipio Slataper. Crali sintetizza così la sua adolescenza a Gorizia: quando da Zara venni a Gorizia, la città aveva ancora le sue ferite ed i reticolati di guerra ed i bossoli come fiere tra l'erba. Sono cresciuto tra i cimiteri di guerra, ossa e cimeli, ma con lo sguardo volto in alto, dove volteggiavano gli aeroplani che non dovevano arrugginire negli hangar. Fu così che, non potendo fare l'aviatore, divenni un aeropittore futurista. Il campo di volo di Merna, vicino a Gorizia, mai utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale, rientra nel gruppo di quelli che la Regia Aeronautica, nata nel 1923, decide di ammodernare e ristrutturare. I lavori cominciano nel 1924 e già nel 25 si insediano i primi reparti di volo. Dal 1930 inizia anche la costruzione di 3 hangar e nel 1931 l'aeroporto è pienamente operativo. Sono anni di continue esercitazioni che il giovane Tullio Crali ha modo di osservare e di ammirare dalla città. Tra i primi lavori documentati di Tullio Crali c'è la piccola tempera intitolata Aeroplani sulla metropoli, eseguita nel 1926 a soli 16 anni. Il tema della città moderna, tanto caro ai futuristi, qui sembra davvero averlo già sedotto. E la spinta verticale dei grattacieli, interrotta da quegli strati di nebbia che attraversano il cielo, ci fa pensare alle architetture utopistiche di Sant'Elia, di Antonio Sant'Elia. Ma in più c'è un cromatismo, una sensibilità per il colore davvero raffinata e che sorprende in un pittore veramente agli esordi. Crali inizia a dipingere nel 1925, dopo aver scoperto l'esistenza del futurismo, come ricorda lui stesso, sul Mattino Illustrato di Napoli. E i suoi primi lavori deve farli di nascosto dal padre, che lo invita a non distrarsi dagli studi di ragioneria, ed erano naturalmente ispirati dalle composizioni di Balla, di Boccioni, degli altri protagonisti dell'avanguardia italiana, di cui lui trovava le riproduzioni sui giornali. Il giovanissimo Crali quindi non può vedere dal vivo le opere dei futuristi, e si documenta sulla stampa, sulle riviste. Eh, una rivista in particolare che ricorda che gli è stata particolarmente utile è Noi, la rivista che Prampolini aveva pubblicato fino al 1925, dove trova articoli, riproduzioni, insomma, da cui ricava idee e modelli, e ne vengono fuori subito delle opere molto interessanti. Come questa, ad esempio, Rombi d'aereo del 1927, un acquerello piccolo che chiaramente
gli viene ispirata dagli aerei che vede dal vivo, che vede decollare dal campo di volo di Merna. Sono cose in anticipo sul manifesto delle aeropitture. Evidentemente l'argomento lo aveva proprio galvanizzato. E qui proprio sembra di vedere la propagazione, no, del rumore, rombi d'aereo, appunto, come dice il titolo, attraverso queste intersezioni di piani, linee rette, linee oblique, insomma, ha già appreso, da quanto si vede, il linguaggio futurista. Nel 28 vola per la prima volta su un piccolo idrovolante in Istria e di questa esperienza scrive queste parole. Colmò tutta la mia avidità di vedere, sentire, conoscere l'ondata del decollo, la voce prepotente dei motori, l'intransigenza dell'elica, la sorpresa della sospensione a 100, 500, 1000 metri sul mare, l'obbedienza dei comandi, l'indisciplina della bora, vuoti, impennate, tutto era meraviglioso e quando mi trovai a terra era come se mi avessero derubato. Acquisisce presto anche una particolare abilità nel disegno. L'aerodisegno del 29, anzi gli aerodisegni del 29, ne sono davvero una dimostrazione. Il primo riproduce frontalmente un idrovolante, forse un Kant 10, un velivolo che veniva prodotto dalle officine aeronautiche del cantiere navale triestino, che dal 1926 effettuava voli passeggeri sulla linea Trieste-Zara. L'aerodisegno invece del 1930 allude alla traversata atlantica con la sigla New York posta in cima al foglio e il tracciato della rotta seguita dalla squadriglia che aveva volato verso l'America. Il 1928 e il 1929 sono anni cruciali per la carriera artistica di Crali. Nel 1928 infatti conosce Sofronio Pocarini, giornalista goriziano, che lo invita a esporre nella seconda mostra goriziana di belle arti, che sarà la sua prima mostra, nel 29. Contemporaneamente decide di aderire al futurismo e scrive una lettera a Marinetti, che gli risponde: lieto di avervi con noi nella lotta futurista. Però dovremmo fare qualche passo indietro per capire appunto cosa era stato il futurismo delle origini a Gorizia, perché non è un episodio così insignificante, anzi c'era stata una stagione molto intensa tra il 23 e il 25 con dei momenti di vera avanguardia. Il movimento futurista giuliano nasce ufficialmente nel 1919. In quell'anno, infatti, in una città duramente provata dagli scontri bellici, ma desiderosa di guardare avanti, alcuni giovani intellettuali e artisti trovano nelle idee futuriste una spinta verso la rinascita, tanto che viene costituita a Gorizia la sezione per la regione Giulia del movimento futurista, diretta da Sofronio Pocarini e dall'architetto Mario Vucetic. L'annuncio viene dato sul giornale Roma Futurista. Nello stesso periodo si costituiscono anche a Trieste due gruppi futuristi formati da giovanissimi, erano studenti liceali che scrivevano poesie, producevano riviste dattiloscritte, disegnavano, inventavano pubblicità. Nel primo gruppo c'erano Giorgio Carmelic, Emilio Mario Dolfi e Nino Jablowski, di cui vediamo qui alcuni dipinti e la copertina della rivista. Il secondo gruppo è formato da Umberto Martelli e Bruno Sanzin, che pubblicano su giornali studenteschi. Sanzin, anche a causa della defezione degli altri, resterà a lungo la figura di riferimento del futurismo a Trieste, anche perché coltiverà una duratura amicizia con Marinetti a cui assicurò un'incrollabile fedeltà.
Nel 23 i futuristi goriziani e triestini, quindi 4 anni dopo la fondazione, iniziano a collaborare. Tra le iniziative più interessanti c'è la rivista L'Aurora, molto ricca di contenuti letterari, artistici, critici e con testi di Sofronio Poccarini, ma anche di personaggi noti a livello nazionale e illustrazioni di Giorgio Carmelic. Dopo 7 numeri, nel 1924 la rivista chiude perché non riesce a sostenersi. Il momento di massima visibilità del movimento futurista giuliano è rappresentato dalla partecipazione alla prima esposizione goriziana di belle arti, realizzata dal Circolo Artistico a cura di Sofronio Poccarini e Antonio Morassi, destinato ad avere goriziano, ad avere una brillante carriera di storico dell'arte a livello nazionale. È la prima rassegna postbellica dell'arte goriziana e friulana. Non dimentichiamo che Gorizia era, dopo la guerra, faceva parte della provincia di Udine, ma è aperta anche all'ambiente sloveno e soprattutto agli artisti d'avanguardia, cioè lo stesso Poccarini, Luigi Spazzapan, Ivan Ciargo e Veno Pilon. Al triestino Carmelic, che in quel periodo sperimenta il collage, ispirandosi molto evidentemente a De Pero, viene affidata l'ideazione del manifesto. Anche qui naturalmente c'è un evidente tributo a De Pero. La mostra è un grande successo, ma non mancano le polemiche. Qui vediamo per esempio una delle opere che fanno più scalpore. È il disegno futurista di Spazzapan che si intitola Bottiglia e bicchiere, che era troppo moderno per i gusti abbastanza conformisti e tradizionali del pubblico goriziano. Non meno anticonvenzionale è l'opera di Veno Pilon, sloveno di Aidusina, che negli anni 30 si trasferirà a Parigi e si affermerà anche come fotografo. Grande amico di Spazzapan, nel 24 gli dedica questo ritratto che è di una forza straordinaria, no? Oscilla tra espressionismo e realismo magico. Dopo il 24 il movimento futurista giuliano non esiste praticamente più, dato che sorgono divergenze di vedute tra gli ortodossi marinettiani, come Senzin, e le personalità più indipendenti che non vogliono aderire al fascismo, come aveva deciso invece di fare Marinetti. Così nasce un gruppo alternativo che si definisce Gruppo Costruttivista Triestino, e in cui troviamo ancora Giorgio Carmelic assieme a Emilio Mario Dolfi e allo sloveno Augusto Cernigoj. Vorrebbero pubblicare una rivista che intitolano 25, di cui escono 2 numeri, e anche una scuola, un po' sul modello del Bauhaus. Ma il progetto tramonta quasi subito per varie ragioni. Tra l'altro Carmelic ha una salute molto precaria e morirà a soli 22 anni nel 1929. Intanto Spazzapan sembra continuare per conto suo sulla strada del futurismo e partecipa alla famosa Mostra Internazionale delle Arti Decorative di Parigi con questo progetto per arazzo, con cui vince un premio. Qualche anno dopo, nel 28, se ne andrà anche lui, chiamato dall'amico architetto Umberto Cuzzi a Torino, dove farà il pittore, l'illustratore, orientandosi più verso l'espressionismo. Resistono ancora un po' a Gorizia, intorno a Poccarini, gli altri giovani futuristi, ma ormai partecipano a mostre soltanto fuori dalla regione, a Padova ad esempio. Poccarini e il suo amico Bruno Cossar espongono opere chiaramente ispirate a Balla e a De Pero. Nel 29 Poccarini accoglie con molto favore perciò la comparsa del giovane Crali sulla scena artistica goriziana e spera così di ridare slancio al futurismo o quantomeno di riportare a Gorizia un maggiore interesse per l'avanguardia.
Anche Poccarini morirà giovane nel 1934 a soli 36 anni. Riprendiamo il percorso di Crali. Nelle opere di questo periodo attua una semplificazione formale che, anche se l'interesse per l'aereo, per il volo non viene meno, riduce moltissimo la dimensione di questi velivoli. Il paesaggio ha la meglio sicuramente, che però diventa una rappresentazione praticamente astratta. Più che l'esaltazione del volo aereo, qui sembra di leggere un'aspirazione all'infinito, ecco, questo sicuramente un confronto con la vastità del cosmo. Queste visioni aeree hanno una notevole forza comunque, cioè la forza della sintesi proprio, che in futuro poi Crali abbandona per diciamo, per immagini più dettagliate, più realistiche, mentre adesso sicuramente è molto ispirato, molto influenzato dalla pittura di Prampolini, che sicuramente ha visto e che in questo periodo propone proprio i suoi paesaggi cosmici. Ecco, in Squadriglia di volo gli aerei, ad esempio, sono proprio dei segni, no? Persi nell'infinito, e anche nell'opera che vedete a destra, intitolata Volo, anche qui l'aereo è proprio una presenza minuscola, simbolica nell'immensità del cielo. Via via però Crali approfondisce le sue ricerche sul mezzo aereo e ne ricava immagini ancora sintetiche, ma nello stesso tempo realistiche, di grande forza, come questo piccolo ma prezioso motore in panne, in cui vediamo una grande armonia di forme, quasi astratte, che però sono fortemente ancorate anche alla realtà del mezzo aereo, del velivolo. Quindi c'è questa bellezza, ecco, dell'elica unita alla luce, agli effetti di luce delle parti metalliche, che ci dà tutta la bellezza, la potenza del mezzo, anche se il titolo ci ricorda che in questo momento appunto il motore non sta funzionando. Non ci sono solo gli aerei negli studi che Crowley fa in questo periodo sul tema della velocità. Qui vediamo un'automobile da corsa, mentre sbuca da una curva segnata da un parapetto e in mezzo a un fascio di linee dinamiche bianche e rosse che suggeriscono l'andamento del moto. La materializzazione dell'energia di questo bolide ci ricorda naturalmente le ricerche di Balla sul dinamismo dell'automobile, però Crowley riesce a interpretare il tema in un modo molto personale. Nel 1931 anche a Trieste si risveglia l'interesse per il futurismo e in particolare per l'aeropittura. Sanzin riesce a organizzare una mostra che dopo quelle di Roma e di Firenze, anzi no, dopo quella, è la seconda dopo quella di Roma, ed è appunto una grossa novità quella dell'aeropittura. Pensiamo che la mostra di Roma è del febbraio e in marzo già viene organizzata la mostra di Trieste ed è il trampolino di lancio per Tullio Crali. Nell'elenco delle opere vediamo veramente tanti artisti e tutti quelli più importanti, perché ci sono i grandi nomi del futurismo come De Pero, Prampolini, Tato, Benedetta, Marinetti, ma poi c'è anche Ballelica, la figlia di Balla, poi ci sono i Fillia, i torinesi, Fillia di Ulgerhof, che in quel momento sono proprio molto impegnati nelle prime sperimentazioni aeropittoriche. Sanzin, che è l'organizzatore, che è molto abile, riesce anche a coinvolgere i futuristi padovani, così dà maggiore spessore alla mostra e le dà un carattere effettivamente nazionale. E così vediamo accanto ai nomi che ho già citato i padovani, che sono Dormalda, La Baratta, De Giorgio, Sgaravati, Voltolina,
E poi ci sono anche due Giuliani, che sono Tullio Crali e Maria Lupieri. E è una mostra quindi di notevoli dimensioni che tra opere futuriste tradizionali, diciamo, e aeropitture raccoglie ben 73 pezzi. Ci sono anche dei giocattoli. Ehm, viene inaugurata da Marinetti, che è circondato da una vera folla, ricordato anche il giornale Il Piccolo ricorda che furono giorni di entusiasmo, ecco, per il futurismo e anche una grande partecipazione alla serata di poesia. Poi dal 28 maggio la mostra viene presentata anche al Circolo di Lettura di Gorizia, con sempre il supporto organizzativo di Sofronio Poccarini, però qui Marinetti non viene. Comunque la serata sembra che sia stata anche qui un grande successo. Vediamo, andiamo avanti. Ecco qua. Vediamo alcune opere esposte nella mostra di Trieste. Allora c'è il lancio col paracadute di Guglielmo Sansoni, più noto come Tato, con cui ci si trova così proprio di fronte a un'immagine molto poetica, no? Questo paracadutista che scende dondolando dal cielo e tra l'altro così in una composizione che valorizza moltissimo le geometrie del paracadute. E inoltre Tato è presente anche con due scenografie, il giorno e la notte del 28, che si aprono su due paesaggi molto così un po' irreali. Sono naturalmente il frutto appunto di una certa fusione, ecco, anche tra futurismo e cubismo e anche col linguaggio costruttivista, diciamo. Poi c'è Gerardo Dottori che fin dai primi anni '20 era uno di quelli che sviluppavano appunto il tema dell'aeropittura attraverso i suoi paesaggi, e qui invece lo vediamo con una sintesi cittadina che è dedicata a Venezia, che apparteneva alla serie Città d'Italia. Un altro richiamo alla città di Venezia viene dalla presenza in mostra di questo coloratissimo arazzo di Fortunato De Pero che si intitola Ritmi veneziani, e appunto ha dei motivi veneziani al centro. È l'unica sua opera presente nella mostra, è una dei suoi arazzi, delle sue tarsie di stoffe, quelle che realizzava nella sua casa d'arte di Rovereto. Sanzing aveva invitato a Espora a Trieste, appunto, come dicevo, i futuristi padovani, e crea così un legame che poi avrà successivi sviluppi e nuove occasioni di collaborazione. Qui, grazie al catalogo, perché le opere purtroppo sono perdute, sappiamo che in mostra c'era anche un giocattolo che ci ricorda la ricostruzione futurista dell'universo, no? Di De Pero e Balla, in cui un capitolo non tanto piccolo era stato dedicato alla importanza del giocattolo. E poi vediamo un arazzo di Dormal, in cui si capisce quanta influenza abbia De Pero proprio sui futuristi che vanno emergendo in quegli anni. E qui vediamo due delle opere esposte da Crali nella mostra di Trieste. La prima è una vela, Cat, che appunto gli permette di giocare con le forme geometriche delle vele e delle onde del mare, no? Non c'è profondità spaziale, è proprio un intarsio, diciamo pure, ecco, di geometrie, con dei colori anche molto studiati, molto interessanti. E a destra invece c'è un'opera di tipo completamente diverso, di intonazione drammatica, diciamo, questo bombardamento notturno, una composizione che sembra quasi astratta così di primo acchito, ma invece
purtroppo ancorata alla realtà per quella presenza addirittura inquietante, no? Del bombardiere che illumina il terreno, pronto ad un'azione distruttiva. I primi anni 30 sono per Crali un periodo particolarmente intenso e prolifico. Oltre a disegnare, oltre a dipingere, insomma, i suoi quadri, scrive sintesi teatrali, disegna architetture, crea scenografie, fa addirittura disegni di abiti. Beh, non era una cosa così originale, visto che lo facevano anche altri futuristi. Comunque, le sue architetture sono davvero interessanti, non solo perché chiaramente si ispirano a quei disegni visionari di Sant'Elia, ma perché anche, come dire, guardano anche al funzionalismo, quindi all'architettura razionalista che in quegli anni conosceva delle realizzazioni molto importanti. Ma anche i bozzetti degli abiti, che pure sono concepiti appunto come invenzioni molto curiose, originali, però non ignorano la funzionalità dell'abito, gli aspetti pratici dell'abito. Mentre nelle scenografie il tema che ricorre è sempre quello della città, cioè il tema della città gli piace anche nel suo utilizzo, diciamo, scenografico. E quindi, diciamo, anche Crali è coerente con quella visione, diciamo, con quella spinta che fu data dai padri, diciamo, del secondo futurismo, Valla e De Pero, con il loro manifesto, la ricostruzione futurista dell'universo. Dell'autoritratto c'è una specie di sintesi della sua personalità, ecco, siamo nel 1935. Come si vede Crali? Si vede soprattutto come un pittore di cieli, ecco, il cielo è lo sfondo del suo ritratto. ehm, C'è la sua tavolozza, naturalmente ci sono gli aeroplani, quindi c'è si presenta come aeropittore fondamentalmente. Per esprimere la seduzione che esercita su di lui il volo e anche per far capire che questo è veramente fonte di emozioni, introduce nei suoi cieli anche dei nudi femminili molto aggraziati ma anche molto sensuali. Per esempio lo vediamo in Lussuria aerea, oppure anche l'elemento femminile gli suggerisce questa immagine di grande armonia che è l'aerodanzatrice e che è legata a un fatto vero, cioè allo spettacolo che si tenne a Gorizia qualche anno, forse nello stesso anno, e con la protagonista che era l'aerodanzatrice Giannina Censi. Come si vede in questi dipinti, è sempre più il tema dell'aereo come mezzo proprio meccanico e dell'aviatore sono quelli che stimolano di più forse Crali in questa fase. Allora abbiamo già visto il motore in panne, appunto con l'elica che si è fermata, vediamo questo bellissimo pilota da caccia proprio dall'alto e dove le parti del motore sono proprio ben definite, ma anche l'immagine del pilota. Mentre a destra questo ali tricolore, questa composizione più, diciamo, meno realistica, è naturalmente la celebrazione dell'aviazione italiana, perché anche Crali, come tutti, è affascinato proprio dalle imprese dei trasvolatori atlantici e dalla figura di Italo Balbo, che era ministro dell'aeronautica. Quindi è anche l'aeropittura che fa nascere in quegli anni il mito dell'aviatore. Nella seconda metà degli anni 30 il paesaggio visto dall'alto è descritto da Crali con grande cura dei dettagli, tanto da sembrare tratto da fotografie aeree. Questo è dovuto forse al fatto che le sue esperienze di volo si fanno sempre più frequenti da quando nel 1938
38, il colonnello Umberto Klinger, presidente dell'Ala Littoria, la compagnia aerea nazionale, gli concede il volo gratuito per ragioni d'arte su tutte le linee. Veduta aerea del castello di Gorizia del 36 e in volo sui campi di battaglia del 38 ci offrono due bellissimi panorami della città dall'alto che compare in una distesa di nubi dall'altra parte vediamo invece il territorio solcato dal fiume Isonzo, che fu teatro di sanguinose battaglie durante la prima guerra mondiale. Crali ci restituisce due immagini veramente poetiche e suggestive, con quelle direttrici oblique, no? Questi spettacolari effetti di luce con i raggi solari che squarciano le nubi e accentuano quella sensazione di coinvolgimento nello spazio pittorico, cioè effettivamente lo spettatore ha la sensazione di essere lì sopra quei panorami. Così accade anche in Aerocaccia, nel quadro del 36-38, in cui la sensazione appunto è quella di essere a bordo di quel velivolo, di cui si vedono da vicino proprio la struttura, la testa del pilota, anzi sembra di volare a testa in giù insieme al pilota, di essere dentro la carlinga in sostanza, con un'immagine della città capovolta sotto di noi, perché l'aereo appunto sta virando sopra la città. Quindi al centro vediamo una sorta di voragine, tra l'altro occupata da un cielo carico di nubi minacciose. E invece nella vite orizzontale, nel quadro vite orizzontale del 38, il pilota sembra che compia proprio cioè sembra che la città si avviti su se stessa, mentre il pilota compie una pericolosa manovra a spirale che gli fa vedere il mondo a 360 gradi, lo fa danzare insomma in cielo. Anche qui un altro cielo minaccioso che ricorda il livello di rischio, no? di queste sfide. Del resto Crali ricordava che la sua pittura tendeva a rappresentare il dramma umano nello spazio. E qui nell'opera più famosa di Crali, Incuneandosi nell'abitato del 1939, qui ci coinvolge proprio in una picchiata diretta al cuore della città. La sensazione di vertigine e di pericolo giunge al massimo. E lo spettatore è alle spalle del pilota, vede chiaramente tutti i comandi, tutta la strumentazione che il pilota sta manovrando, però vede anche ciò che vede lui, cioè le linee dei grattacieli che fuggono in tutte le direzioni, mentre il suolo si avvicina molto rapidamente. La precisione con cui è descritta la carlinga, i bagliori luminosi sul metallo, non fa che aumentare questa sensazione di essere lì, di sentirsi proprio cadere. E Crali scrive, a proposito del rapporto tra pilota e aereo, la vita in carlinga esige fiducia nella macchina, associazione di forze, intesa perfetta. Prima che si apra il paracadute, a sua volta una ripresa dall'alto di una scena aerea, ma non ha la drammaticità del quadro precedente. Questo paracadutista ci appare quasi sospeso nell'aria, nell'atto di compiere un gesto lento, misurato. Il suolo è ancora distante e c'è tutto il tempo di frenare la corsa col paracadute. Indubbiamente l'opera ha un carattere spettacolare per questo contrasto, no, tra il realismo proprio accentuato della figura e la geometria quasi astratta del territorio verso cui è diretto. Talvolta Crali si lascia tentare da interpretazioni in chiave simbolica o simbolista del mito della macchina, come in questo motore seduttore di nuvole,
dove il motore di un aereo in funzione genera un turbine di nubi che prendono l'inaspettata forma di nudi femminili, attorcigliati attorno all'elica. E anche qui, come in Lussuria Aerea, Crowley identifica l'aereo con la potenza maschile e il volo come un'esperienza quasi erotica, ma riesce a farlo con grande misura e dando prova di, insomma, di una notevole padronanza dei mezzi pittorici. Un attacco aereo del 42, particolarmente drammatico per la resa veristica del bombardamento aereo, entriamo nella produzione pittorica degli anni di guerra, degli anni 40, un po' più rallentata e inevitabilmente segnata dal conflitto. Sono anche gli anni in cui Crowley si sposa, gli nasce un figlio ed è anche chiamato alle armi. Nel 1943 fa parte del corpo dell'aeronautica. A Torino vola con i paracadutisti per un lancio dimostrativo, un'esperienza che consolida proprio la sua passione per l'atmosfera che si respira ad alta quota in carlinga a fianco di questi uomini che per lui naturalmente sono degli eroi. Nel 50 Crowley è deluso dalla fine del futurismo perché crede nel futurismo, è stato un grande protagonista, un entusiasta, interprete di questa corrente e se ne va all'estero, fa domanda per insegnare in Francia e gli viene assegnata una cattedra a Parigi. Continua a dipingere, lo farà per tutta la vita e partecipa naturalmente a mostre. Il suo linguaggio richiama ancora la scomposizione futurista, per certi versi anche vicino al neocubismo, come vediamo per esempio nelle strutture portuali, il quadro di sinistra, e gli esiti sono sempre suggestivi perché effettivamente il suo mestiere è un talento, veramente un talento di grande livello. Vivendo in Francia scopre la Bretagna e la Normandia con le loro sterminate spiagge e si ispira appunto a questi paesaggi così nuovi per lui, no? Nascono queste suggestioni delle coste francesi e una serie di dipinti in cui il paesaggio viene ripreso dall'alto in composizioni che Crowley chiama sintesi aeronautiche, dove risaltano gli elementi rocciosi, ma in realtà diciamo c'è una libera interpretazione del paesaggio all'interno di forme geometriche che organizzano anche un po' la visione e includono diversi punti di vista. Negli anni '80 inizia una nuova fase nell'opera di Tullio Crowley, che dipinge tra l'altro una serie di quadri dedicati alla pattuglia acrobatica nazionale. I colori sono di nuovo squillanti, le linee riconquistano il dinamismo degli anni 30 e fanno proprio danzare gli aerei sullo sfondo di cieli luminosissimi, azzurri. Crowley è stato attivissimo per tutta la vita, ha dipinto molto, ma ha anche scritto molto e anche promosso moltissime manifestazioni per fare conoscere il futurismo, per diciamo, contribuire appunto alla verità storica, ecco, per togliere di mezzo molti malintesi, ecco, sul futurismo. Temperamento anche molto vivace, ha spesso polemizzato con chi ha dato interpretazioni scorrette o di parte delle vicende che lui ha vissuto direttamente e che poteva appunto raccontare di prima mano.